Linea Verde è un programma che valorizza le piccole perle del nostro territorio. Quanto è importante raccontare con un format sincero e pulito il nostro territorio? Guarda, hai perfettamente ragione, Linea Verde è un programma autentico, non solo racconta i territori, ma racconta i microterritori, la microterritorialità, che credo che sia il grandissimo valore di questa nostra bella Italia, che ha bisogno anche di fare questo tipo di racconto, dei piccoli produttori, di tenersi ancora stretti, vicini, di potersi trasferire queste emozioni, perché c'è tanto. Io dico sempre che nella diversità c'è la crescita, nel fatto di potersi confrontare con chi è diverso da noi, e questo è sicuramente il grande valore aggiunto di Linea Verde. Si può ancora dire che agli occhi dello spettatore facciano presa le cose semplici e ben raccontate, oppure oggi il pubblico ha un'esigenza diversa, più strutturata? Ma guarda, io sono l'emblema di quello che stai dicendo. Io sono assolutamente convinto che la narrazione deve essere una narrazione quanto più possibile vicino a quella che è la quotidianità. E la quotidianità è fatta di questi piccoli eroi che fanno sì che il territorio sia sempre più convinto e consapevole delle proprie potenzialità. E questa sono sicuro che da qui bisogna ripartire per la crescita, per la rinascita, che spesso e volentieri è stata dimenticata, appannaggio delle grandi distribuzioni, appannaggio di tutto quelle che sono le commodity. A livello personale, che emozioni offrono queste colline UNESCO e i borghi più belli d'Italia? Sono all'altezza delle aspettative? Tu devi sapere che io sono 3 anni che alla BIT a Milano faccio, insieme al vostro governatore, rappresento il Veneto, quindi conosco benissimo questi territori, ci vengo spesso con grande gioia e mi fa tanto piacere rincontrare questo popolo, il Veneto, che io ritengo da sempre, e non lo dico perché siamo in Veneto, cioè non sono uno di quelli che dice va lì e dice la stessa cosa, no, il Veneto è per me molto importante, ho degli amici molto importanti in Veneto, in particolare a Verona, in particolare che non c'è più, che fa il miglior caffè del mondo, che è Giamaica Caffè di Gianni Frasi, che non c'è più, è il mio padre putativo, quindi pensa quanto per me sia importante il Veneto. E lui mi ha fatto conoscere tutti questi territori, tra cui anche questi che sono magnifici, è una poesia. Mia madre direbbe davanti a questi scenari è un quadro. Quali sono i protagonisti di questa edizione e cosa cercate di trasmettere attraverso i vostri servizi? Uno dei protagonisti è questo signore qui, che mi ha fatto conoscere questo prodotto. La gestualità è anche molto importante, sembra si faccia così, però mia moglie dice sempre chi non mi veste io mi copro, però in questo caso ci provo, aspettate un attimo. Olè. Però non vi posso dire tutto perché altrimenti non guardate la trasmissione, quindi vedete, guardate la trasmissione così capirete anche questa.